Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. La Sicilia ancora alle prese con il maltempo, previsto per domani un peggioramento sul versante ionico dove è stata diramata l'allerta arancione nelle province di Catania e Messina, scuole chiuse a Catania e in diversi comuni della zona ionica. Volo di addestramento di routine, così la Marina Militare statunitense spiega la presenza di 2 elicotteri Seahawk in un'area protetta delle Madonie che ha sollevato polemiche e preoccupazioni arrivate in Parlamento. Saranno sentiti come testimoni nell'inchiesta su mafia e corruzione nella sanità i vertici dell'ASP di Messina. Il direttore generale Cucci e il direttore amministrativo De Leo sono stati convocati per mercoledì in procura a Palermo. 4 colpi di pistola esplosi in strada davanti alla casa della fidanzata della vittima. A Gela i carabinieri hanno arrestato un 19enne con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Avrebbe sparato al cugino al culmine di contrasti personali nati forse per un motorino. Lampedusa, senza risultati le ricerche del bimbo di 2 anni disperso nel naufragio di un barchino di migranti partito dalla Tunisia. L'appello di Save the Children: servono vie sicure d'accesso all'Europa. Fiamme in un appartamento di Catania, evacuata la palazzina del quartiere dei Cappuccini. Lieve intossicazione da fumo per alcuni agenti di polizia. Indagini in corso sulle cause dell'incendio. E poi il calcio, Mimmo Toscano non è più l'allenatore del Catania. La società ha comunicato ufficialmente il suo esonero. In poll per la panchina rossa-azzurra William Viali, l'ex Cosenza e Reggiana. In Serie B il Palermo vuole lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta contro il Monza e ripartire subito nel turno infrasettimanale. Domani contro la Juve Stabia al Barbera. Inzaghi valuta alcuni cambi di formazione. Bentrovati, dunque avete sentito, la Sicilia ancora alle prese con il maltempo. Anche domani sarà la fase più critica sul versante ionico, dove è stata diramata l'allerta arancione nelle province di Catania e Messina, scuole chiuse in diversi comuni. Emanuela Corsi. Piogge e raffiche di vento sferzano la Sicilia. Il vortice mediterraneo-iolina porterà ancora temporali di forte entità e venti sostenuti con pericolo di mareggiate. Questa nuova ondata di maltempo ha fatto sentire i suoi effetti sull'isola già da domenica. I fenomeni maggiori sono stati registrati nella fascia ionica, dove si sono verificate grandinate e qualche allagamento. Questa mattina disagi e ritardi anche all'aeroporto di Fontanarossa, dove 4 voli sono stati dirottati su Palermo e Comiso e poi fatti atterrare nello scalo Etneo. Nel complesso non sono stati registrati danni significativi, ma l'attenzione resta alta anche nelle prossime ore. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione anche per la giornata di domani nel catanese e nel messinese. Nelle ultime 48 ore tra l'Etna e i Peloritani sono caduti dai 100 ai 150 mm di pioggia. Nel corso delle prossime 36 ore se ne prevedono altrettanti, quindi si tratta di quantitativi pluviometrici abbondanti, anche se diluiti su tempi molto lunghi, che potranno provocare delle locali criticità di carattere idraulico e idrogeologico. E attenzione anche alla mareggiata che è attesa nel corso delle prossime ore lungo tutta la costa ionica, con onde che potranno raggiungere anche i 3-4 metri d'altezza e che potranno causare dei significativi fenomeni di erosione. Per un miglioramento definitivo dovremo attendere non prima della giornata di mercoledì. Domani scuole chiuse nel catanese, attività didattiche ferme ad Acireale e in diversi comuni della provincia etnea, già duramente colpiti dal maltempo dei mesi scorsi, dove i sindaci invitano i cittadini a limitare anche gli spostamenti. E in considerazione del bollettino meteo diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale, il sindaco Enrico Trantino ha dato indicazioni agli uffici per redigere ordinanza di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani, martedì 17, nelle scuole del territorio del Comune di Catania. Rimarranno chiusi anche tutti i parchi della città e il Giardino Bellini.
E cambiamo argomento, la Marina USA interviene sulla presenza di 2 elicotteri di Sigonella nel Parco delle Madonie, voli di addestramento di routine, ma la polemica arriva in Parlamento. Lorena Dolci. Volo di addestramento di routine, così la Marina Militare statunitense di stanza a Sigonella spiega la presenza di 2 elicotteri Seahawk in un'area protetta delle Madonie. Eccoli in queste foto pubblicate sulla pagina ufficiale della Marina, che hanno sollevato polemiche e preoccupazione. Attività programmate nello spazio aereo designato sopra l'Etna e nelle aree limitrofe a Nasse e Sigonella, scrive l'ufficio stampa, nel pieno rispetto delle normative italiane. Ma la nota non chiude la questione, che arriva in Parlamento con un'interrogazione al ministro Crosetto, firmata dai senatori del PD Alessandro Alfieri, Enza Rando e Antonio Nicita. Si chiede di capire se questa attività degli elicotteri sia stata autorizzata, se sia stata nota al ministro, autorizzata da questo, conosciuta dalle istituzioni regionali predisposte al controllo del parco e alla prefettura. Come sapete, le attività che riguardano l'esercito americano sono soggette ad accordi bilaterali e ogni iniziativa che va al di fuori di questi accordi deve essere approvata dal Parlamento. Anche il PD regionale si mobilita con l'interrogazione al presidente Schifani. Chiediamo con forza, dice Valentina Chinnici, prima firmataria, che venga fatta piena chiarezza perché la Sicilia, il paese tutto, non sia esposto ad ulteriori rischi. Sulla stessa linea anche AVS e CGIL, preoccupati anche i 22 sindaci e il presidente del Parco delle Madonie. Saranno sentiti come testimoni nell'inchiesta su mafia e corruzione nella sanità i vertici dell'ASP di Messina. Il direttore generale QC e il direttore amministrativo De Leo sono stati convocati per mercoledì in procura a Palermo. Manlio Viola. L'inchiesta su mafia e corruzione in Sicilia e in particolare nella sanità sbarca all'ASP di Messina, più volte citata nelle ricostruzioni dei presunti rapporti fra il manager Salvatore Iacolino e il boss di Favara Carmelo Vetro. I vertici dell'ASP saranno ascoltati mercoledì in procura come persone informate sui fatti, insomma testimoni. Il procuratore aggiunto di Palermo Vito Di Giorgio e il PM Gianluca De Leo, che conducono l'inchiesta, hanno convocato il manager dell'azienda sanitaria della città dello Stretto Giuseppe Cucci e il direttore amministrativo Giancarlo Niotta. Così come già avvenuto con la vicepresidente della Commissione regionale antimafia Bernadette Grasso, nessuno dei testimoni è indagato. Secondo la procura, l'allora direttore generale della pianificazione strategica in sanità, Iacolino, poi nominato manager del Policlinico di Messina ma rimasto solo pochi giorni a causa dell'esplodere dell'inchiesta, avrebbe introdotto il boss Vetro e le sue aziende anche nella sanità messinese. Mentre l'inchiesta va avanti, la difesa di Iacolino prepara il ricorso al Tribunale del Riesame contro il sequestro dei telefonini e di 88.000 euro di contanti trovati a casa del manager. È probabile che gli avvocati difensori depositino giovedì, ma nel frattempo Iacolino si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai giudici che lo avevano convocato per l'interrogatorio preventivo. Prima di farlo rispondere, gli avvocati difensori vogliono conoscere le accuse nel dettaglio e proprio il ricorso al Tribunale del Riesame permetterà loro di acquisire le carte di cui è in possesso la procura, ancora non notificate alle parti. Iacolino infatti è in possesso soltanto delle 14 pagine contenute nell'avviso di garanzia e nel mandato di perquisizione, ma l'impianto accusatorio e le ricostruzioni sono certamente molto più ampie. La Regione dà il via libera alle gare per l'assegnazione della spiaggia di Mondello, ma sarà stop se Italo-Belga vince al TAR. L'assessore firma il decreto, a breve l'avviso pubblico. 4 colpi di pistola esplosi in strada davanti alla casa della fidanzata della vittima. A Gela i carabinieri hanno arrestato il 19enne Giovanni Ragnolo con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Avrebbe sparato nel gennaio scorso al cugino al culmine di contrasti personali nati forse per un motorino. GR Italia. È sera in via Neri a Gela, uno scooter arriva davanti all'abitazione della fidanzata della vittima. In pochi istanti gli spari, almeno 4 colpi esplosi ad altezza uomo. Il bersaglio è Antonino Ragnolo, 22 anni, che rimane ferito a un piede. A premere il grilletto, secondo gli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, sarebbe stato il cugino 19enne Giovanni Ragnolo. Dopo mesi di indagini, la Procura della Repubblica di Gela ha ottenuto dal Tribunale un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato e porto illegale di arma da fuoco. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe legato a
contrasti personali maturati nei giorni precedenti, forse una lite legata a un motorino. L'agguato sarebbe stato premeditato. Il giovane avrebbe raggiunto la zona come passeggero su uno scooter guidato da un complice ancora da identificare. Subito dopo gli spari la vittima si è presentata all'ospedale Vittorio Emanuele con una ferita d'arma da fuoco al piede sinistro. Ai militari racconta però un'altra versione, una caduta dal ciclomotore. Solo le successive indagini tra testimonianze e analisi dei telefoni e immagini di videosorveglianza permettono di ricostruire la dinamica reale. L'arma utilizzata, una pistola calibro 9, non è ancora stata trovata. Per gli investigatori l'episodio è l'ennesimo segnale di una pericolosa escalation, discussioni banali che sfociano nell'uso delle armi da fuoco. Questa è una degenerazione che non fa assolutamente bene a questo territorio e che purtroppo continua a essere una delle caratteristiche di Gela e del suo comprensorio. Un clima di reticenza che, spiegano gli inquirenti, spesso rende più difficile far emergere la verità. I giovani, tra l'altro legati da un legame di parentela, che sin da subito la vittima ha tentato di nascondere l'evento simulando un incidente stradale. In questo caso però le indagini hanno comunque portato all'arresto del presunto responsabile, adesso detenuto nel carcere di Balate, mentre proseguono gli accertamenti per identificare il complice alla guida dello scooter. Una società messinese adesso in liquidazione avrebbe sfruttato decine di rider controllando e gestendo secondo un vero e proprio caporalato digitale. Sono 4 gli indagati. Francesco Triolo. Un vero e proprio caporalato digitale con paghe ottimo, molto al di sotto del contratto nazionale. A scoprirlo un'indagine della Procura di Messina su una società messinese del settore del food delivery, adesso in liquidazione. Sono 4 le persone indagate, l'amministratore e 3 collaboratori della società, con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro su decine di rider, tutti studenti universitari o giovani messinesi. La società coinvolta utilizzava una piattaforma informatica proprietaria che, mediante algoritmi predefiniti, gestiva unilateralmente l'assegnazione degli ordini, vincoli operativi e il controllo costante delle prestazioni dei rider, con i responsabili che monitoravano i tempi di esecuzione. In caso di ritardi o lentezze chiamavano telefonicamente i rider, imponendo spesso come velocizzare il turno, rider che non avevano nemmeno la possibilità o la libertà di rifiutare una consegna. Una rider rimasta coinvolta in un sinistro durante l'attività ha anche subito pressioni psicologiche per indurla a dimettersi per evitare controlli dell'INAIL, emesse sanzioni per quasi 67.000 euro, elusi contributi previdenziali e assistenziali per quasi 700.000 euro. È stato accertato come la società monitorava i compensi corrisposti a circa 300 rider per non superare la soglia dei 5.000 euro l'anno, per rimanere nel tetto della prestazione occasionale. Gli indagati, inoltre, venuti a conoscenza delle indagini, avrebbero cercato di occultare le prove a loro carico. Continuano le ricerche del bimbo di 2 anni disperso durante un naufragio al largo di Lampedusa. L'appello di Save the Children: servono vie sicure d'accesso all'Europa. Il caro carburanti pesa anche sui trafficanti. Lorena Dolci. Non si dà pace la donna della Sierra Leone sopravvissuta al naufragio in cui risulta disperso il suo bambino di 2 anni. Accanto a lei, nell'hotspot di Lampedusa, un team di psicologi per aiutarla ad affrontare un trauma così enorme. Lei, caduta in mare mentre il barcone pieno d'acqua sta affondando, cerca di stringere forte il piccolo, ma le scivola dalle braccia in quei momenti concitati. Poi lo vede sparire fra le onde. Disperso è l'eufemismo pietoso in mancanza del corpo. Le ricerche del bambino sono ancora in corso, tutti salvi gli altri migranti. A soccorrerli una motovedetta della Guardia Costiera che è riuscita a salvare 64 persone. Il barchino di 9 metri era partito da Sfax in Tunisia la sera di venerdì scorso, dopo meno di 24 ore il naufragio. Di fronte a queste tragiche notizie ribadiamo con forza la richiesta di aprire canali regolari e sicuri verso l'Europa, che garantiscano il rispetto dei diritti umani e di attivare un sistema coordinato e strutturato di ricerca e soccorso in mare per salvare persone in pericolo. Sono 100 i bambini morti o dispersi negli ultimi 3 anni. Secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati, nei primi 2 mesi di quest'anno sono già 500 le vittime, oltre un terzo dell'intero anno precedente. Intanto altri migranti sono stati sbarcati a Lampedusa, 2 minorenni sono ricoverati per ipotermia. All'hotspot al momento ci sono 154 ospiti e sugli sbarchi arriva l'onda lunga della guerra. Secondo un'analisi del Centro Studi Internazionali, il caro carburanti riguarda anche gli scafisti, che hanno già alzato i prezzi delle traversate.
E nel carcere di Piazza Lanza a Catania un detenuto romeno con problemi psichiatrici ha aggredito agenti della polizia penitenziaria nella casa circondariale di Catania, colpendoli con suppellettili di legno. 6 agenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, lo rende noto il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, segnalando che la situazione è diventata insostenibile. Fiamme in un appartamento a Catania, evacuata la palazzina nel quartiere Cappuccini. Alcuni poliziotti intossicati ma in forma lieve, indagini in corso sulle cause dell'incendio. Eva Spampinato. Paura questa mattina a Catania, nel quartiere Cappuccini, dove un incendio è scoppiato in un appartamento di questa palazzina di Via America. Le fiamme, forse partite da un cortocircuito, hanno rapidamente invaso l'abitazione, generando fumo e panico tra i residenti. Sono stato svegliato dalla polizia che praticamente c'era qua accanto in questa casa che è presa a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che hanno fatto evacuare l'intero palazzo, piuttosto vecchio e con appartamenti tutti vicini tra loro. Non lo so la cosa che cosa è stata, però no di gas. Penso sempre cose di aria condizionata, cose elettriche. Un vecchio armadio ha preso fuoco e per sicurezza i poliziotti hanno rimosso una bombola di GPL dall'appartamento, portandola lontana dal pericolo. Siamo stati una mezz'oretta, 40 minuti qui sotto e poi ci hanno fatto salire di nuovo a casa. Alcuni agenti sono stati accompagnati in ospedale per il fumo inalato, ma nessuno è in pericolo. Saranno le indagini dei vigili del fuoco ad accertare i reali motivi del rogo. L'apparenza inganna, è proprio il caso di dirlo. A Palermo Nuovo si aggirava per i locali dell'ospedale Villa Sofia con fare sospetto e disinvolto, cartellino e tessera per utilizzare gli ascensori. Tutti pensavano fosse il portiere, ma non era così ed è stato denunciato. Adelaide Barbagallo. Si muoveva tra i corridoi dell'ospedale Villa Sofia di Palermo con la disinvoltura di un veterano e un'autorità tale da non sollevare il minimo sospetto. Sguardo fiero di chi presidia l'ingresso di ambulatori e corsie con grande professionalità. Ma l'apparenza inganna, gli atteggiamenti da esperto della security servivano a mascherare una grande verità. Il pensionato di 68 anni non era un dipendente della struttura né un addetto alla sicurezza autorizzato. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre svolgeva a tutti gli effetti attività di portierato. A rendere credibile la sua posizione agli occhi dei pazienti e del personale ignaro era un kit di ordinanza curato nei minimi dettagli. Un tesserino identificativo contraffatto completo di fototessera e logo ufficiale dell'azienda ospedaliera, nonché un badge elettronico, risultato abilitato al comando e all'utilizzo degli ascensori della struttura, che gli avrebbe garantito la piena libertà di movimento tra i reparti. Ma, come si suol dire, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. L'uomo è stato scoperto dai carabinieri e adesso è accusato di falsità materiale commessa dal privato. A Siracusa una mostra celebra la donna e la sua forza. Al liceo Einaudi fino a mercoledì esposte le opere dell'artista Giusy Pistritto, realizzate con la tecnica dell'iperrealismo. Francesco Aloi. Siamo petali di vita che hanno fatto un giorno la rivoluzione. Non solo l'8 marzo, la donna va rispettata ogni giorno. L'esposizione mira proprio a questo. 18 immagini dipinte a mano dove la protagonista è lei, la donna. Adulta o ragazza, poco cambia. Il rispetto deve esserci sempre. Rappresento in queste opere non solo il rispetto ma anche la delicatezza nel rispetto della donna, la sensibilità, e quindi la donna per me deve essere trattata come rispecchia le mie opere, come una rosa, con delicatezza. Per raccontare la forza della donna, l'artista siracusana ha coinvolto anche alcune studentesse. Così i loro volti rimangono impressi qui. Non scordarsi mai che la donna ha un grande valore personale, un grande valore anche a livello di diritti, quindi che possono essere diritti lavorativi. La cultura del rispetto della donna va diffusa soprattutto già da quando si è piccoli. Anche per questo la mostra è stata allestita qui, a scuola, al liceo Einaudi. Molte delle protagoniste hanno dei tratti molto vicini alle nostre studentesse, alle donne e alle ragazze che caratterizzano la nostra età. Ci vuole forza e
E adesso una pausa, tra poco lo sport, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso lo sport. Mimmo Toscano non è più l'allenatore del Catania. La società ha comunicato ufficialmente il suo esonero e quello del vice Michele Napoli. Al suo posto è pronto ad arrivare William Viali, ex Cosenza e Reggiana. Francesco Triolo. Il ribaltone è servito. Sulla panchina del Catania arriva William Viali. Nonostante la vittoria in extremis ad Altamura, la società rossazzurra ha infatti deciso di esonerare Mimmo Toscano, in discussione già da qualche tempo, e il suo vice Michele Napoli, che chiudono così la loro avventura alle pendici dell'Etna. Il bilancio parla di quasi 2 stagioni in panchina, un quinto posto e l'eliminazione al primo turno nella fase nazionale dei playoff lo scorso anno, e adesso un secondo posto in classifica con 6 giornate ancora da giocare. In totale sono 74 le panchine Toscano alla guida del Catania, 36 vittorie, 22 pareggi, 16 sconfitte, numeri importanti ma che non sono bastati alla società per proseguire insieme. Al suo posto arriva William Viali, 51 anni, ultima esperienza in Serie B con la Reggiana, conclusa con l'esonero alla fine di marzo dello scorso anno. In carriera ha guidato tra le altre Piacenza, Sudtirolo, Cuneo, Novara e Cesena in Serie C, oltre a Cosenza ed Ascoli in B. Per lui pronto un contratto di 1 anno e mezzo. Allenatore considerato duttile e buon gestore del gruppo, Viali ritroverà anche volti già conosciuti nello spogliatoio rossazzurro. Ha lavorato con Caturana a Cesena e con Di Tacchi ad Ascoli. Curioso anche l'incrocio tra i due tecnici. Nel 2022 a Cesena fu proprio Toscano a subentrare a Viali dopo i playoff. Oggi, 2 stagioni dopo, la staffetta si ripete, ma al contrario. Già vigilia di campionato per il Palermo, che dopo la batosta di Monza domani affronterà in casa la Juve Stabia. Dubbi di formazione per Inzaghi. Marco Gullà. Dimenticare Monza. Il Palermo vuole ripartire dopo la brusca frenata di sabato e lo deve anche fare in fretta, visto che domani al Barbera arriva la Juve Stabia nel turno infrasettimanale di campionato. I 3 gol incassati sabato a Monza hanno riportato sulla terra i rosanero una sconfitta esagerata nel passivo, ma che comunque ha messo in evidenza un dato: il Palermo ha grandi difficoltà a fare il risultato contro le dirette concorrenti per la promozione playoff. Penso che la squadra abbia dato tutto quello che aveva in campo. Ripeto, è una partita molto strana da commentare, quindi mi trovo veramente in difficoltà e sì, c'è già una partita martedì con la Juve Stabia, quindi insomma dobbiamo ripartire subito. Inzaghi è orientato a cambiare qualcosa nella gara di domani al Barbera delle 19, non un turnover massiccio, ma ragionato, anche perché c'è da gestire l'assenza pesantissima di Ranocchia, un punto fermo nello scacchiere rosanero. I 2 francesi, Blen e Gomez, sono in corsa per il posto del numero 10. In difesa Magnani dovrebbe prendere il posto di Peda come braccetto di destra. In avanti possibile nuova chance dal primo minuto per Jonsen, il norvegese. Dovrebbe prendere il posto di Ledo Aronna sulla 3/4. Poi ovviamente conferma per Palum e poi Giampalo. Una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.